Il sommario di questa settimana. Confartigianato contro l'Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici. Piano Casater è legittimo. Focus sulle relazioni sindacali. Ed infine ANAP e la sicurezza per gli anziani. Rinnovato buon fine settimana e ben ritrovati al consueto appuntamento con Impresa Diretta. Confartigianato respinge con determinazione le gravissime quanto incaute insinuazioni circa i presunti legami tra i carrozzieri indipendenti e la criminalità organizzata al fine di simulare i sinistri, nonché i riferimenti al sistematico ricorso al lavoro nero e all'occultamento di ricavi con relativa evasione dell'IVA. È questa la dura replica del presidente di Confartigianato Giorgio Merletti alle dichiarazioni del presidente dell'Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici Aldo Minucci, apparse sulla stampa, che configurano un pesante ed inaccettabile attacco alle carrozzerie indipendenti. Non vorrei che la virulenza delle sue parole, aggiunge nella nota di replica il presidente di Confartigianato Merletti, fosse ingenerata dal fatto che Confartigianato, insieme alle altre associazioni dei carrozzieri, ha promosso la presentazione di una proposta di legge incentrata sulla difesa del diritto degli automobilisti di scegliere autonomamente e al contempo sulla tutela delle imprese di carrozzeria che devono poter operare in un mercato autenticamente concorrenziale e non sbilanciato a favore degli interessi delle compagnie di assicurazioni. Confartigianato resta in attesa della rettifica delle affermazioni. Piano Casater, anche la Corte Costituzionale lo riconosce legittimo. Dopo la sentenza del TAR del Veneto di poche settimane fa, che ha invalidato la delibera del comune di Asiago, che si opponeva all'applicazione del piano casa sul proprio territorio, in questi giorni è giunta anche la sentenza della Corte Costituzionale che ha sancito la legittimità della legge anche nei due punti che erano stati contestati dall'allora governo Letta. Si chiude così, è il commento di Paolo Tramontin, presidente degli edili di Confartigianato Belluno, una sterile diatriba sull'unica legge veneta che, con deroghe e premi in volumetria per chi vuole ampliare, ristrutturare, ricostruire o rendere più efficienti gli edifici già esistenti, ha dato un po' di ossigeno all'edilizia, settore tra i più colpiti dalla crisi economica. Contratti di lavoro, enti bilaterali e relazioni sindacali. Confartigianato Belluno ha fatto il punto su questi temi con il responsabile delle relazioni sindacali e contrattuali di Confartigianato del Veneto, dottor Ferruccio Righetto. La serata introdotta dal vicepresidente di Confartigianato Belluno, Dario Cavalette, e inserita nel calendario della scuola per dirigenti, è giunta alla vigilia dell'approvazione del Jobs Act. Sull'incontro ritorneremo con un'intervista ai relatori nei servizi che seguono questo telegiornale. È prossimo il rifinanziamento della nuova Sabattini, la norma che agevola l'acquisto di macchinari e software da lavoro. Un provvedimento atteso da molti piccoli imprenditori. Si parla di 45 milioni di euro in 2 anni, questa è la cifra inserita nella bozza della legge di stabilità. L'operazione avviene con la copertura economica della Cassa Depositi e Prestiti e la garanzia fino all'80% offerta dal Fondo Centrale per le piccole e medie imprese. Per Confartigianato il primo aspetto positivo del rifinanziamento della Sabattini è l'aver reso strutturale questo tipo di sostegno economico. In chiusura una notizia su un'iniziativa promossa dalla Camera di Commercio di Belluno. Presso la sede dell'ente in piazza Santo Stefano giovedì 4 dicembre dalle ore 9 alle 13 è organizzato un seminario gratuito sulla fatturazione elettronica per le piccole e medie imprese in vista del nuovo obbligo che scatterà dal 31 marzo 2015 nei confronti della pubblica amministrazione di emissione, trasmissione, archiviazione e conservazione delle fatture elettroniche. Per informazioni la Camera di Commercio risponde allo 0437 95 15 40 oppure 95 51 65 oppure scusatemi 95 51 35. Questa dicevo era l'ultima notizia, adesso i servizi di approfondimento. Le relazioni sindacali, i contratti di lavoro, gli enti bilaterali sono stati di recente al centro dell'incontro promosso da Confartigianato Imprese Belluno presso la sede del Centro Consorzi a Sedico, a cui è intervenuto il responsabile delle relazioni sindacali e contrattuali di Confartigianato del Veneto, dottor Ferruccio Righetto. Righetto ha analizzato la contrattualistica nel comparto artigiano, settore nel quale il contratto è redatto rispettando l'ordine gerarchico su 3 livelli: nazionale, regionale, aziendale.
Sottolineatura è venuta anche in merito all'esperienza della bilateralità, di cui il Veneto è precursore, un modello ripreso in toto ormai anche su scala nazionale. In questo approfondimento di Impresa Diretta andiamo nel dettaglio del percorso intrapreso nel focus di Confartigianato Imprese Belluno. Ma il percorso che abbiamo cercato di realizzare è un percorso che parte da lontano, però cerca di avvicinarsi in maniera molto precisa e specifica alla vita quotidiana delle imprese. È un percorso che sostanzialmente trae origine dall'importanza della contrattazione collettiva nella vita quotidiana delle imprese, il suo rapporto con il contratto individuale del singolo dipendente, ma si snoda anche attraverso altre questioni che sono sostanzialmente sulle forme delle relazioni sindacali. Le relazioni sindacali possono avere tante accezioni, noi siamo stati debitori per molti anni di una filosofia propria della grande impresa e negli ultimi 20 anni siamo riusciti a costruire un modello prima definito nel Veneto e successivamente diventato modello nazionale in cui sostanzialmente le relazioni sindacali venivano costruite al di fuori dell'impresa. All'interno di questo modello abbiamo poi visto anche tutta una serie di elementi indispensabili che sono sostanzialmente gli enti bilaterali. Perché? Gli enti bilaterali costituiscono un'ulteriore parte della contrattazione in cui io assicuro al dipendente alcune prestazioni, diciamo, di welfare in maniera di completare il suo trattamento economico che, ricordiamo, non sarà mai un trattamento economico pari al dipendente dell'industria. Nel Veneto noi abbiamo 3 enti bilaterali di estrema importanza che rappresentano welfare e sono EBAV, che è molto conosciuto, sono Saninveneto, l'ultimo nato che riguarda l'assistenza sanitaria integrativa e poi Solidarietà Veneto che tratta sostanzialmente le forme di previdenza complementare sia per quanto riguarda gli artigiani sia per quanto riguarda i dipendenti. Crisi e comunicazione. Come reagiscono le imprese artigiane coinvolte nella profonda crisi economica che si trovano a fare i conti con i tagli dei propri investimenti se l'investimento è pubblicità e quindi divulgazione, promozione della propria attività? E per chi è artigiano nel settore della comunicazione, cosa sta accadendo? Lo chiediamo al presidente della categoria. Qui bisogna distinguere innanzitutto in base ai vari settori. Diciamo che il prodotto cartaceo oggi come oggi viene utilizzato per quanto riguarda il classico volantinaggio, porta a porta eccetera, quasi esclusivamente dalla grande distribuzione ed è un mercato che normalmente è quasi precluso al piccolo artigiano perché la grande distribuzione detta le sue leggi e ha i propri fornitori nei grossi centri. C'è invece un settore del cartaceo ancora molto interessante che riguarda per esempio la ristorazione, che riguarda per esempio gli alberghi e i ristoranti, che riguarda per esempio le aziende che partecipano alle fiere, dove comunque è necessario lasciare un qualcosa di fisico che il visitatore, il cliente possibile possa portarsi appresso, possa portarsi con sé e quindi ricordare l'incontro ottenuto. Al tempo stesso dall'altra parte c'è sempre un maggiore spostamento dell'investimento sulla presenza in internet perché torniamo ancora al discorso della ristorazione ma confronto degli alberghi, ormai oggi come oggi si va a cercare l'albergo quasi sempre su internet, quindi è importante che la pagina web sia ricca almeno tanto quanto il volantino se non di più, questo consente anche l'aggiornamento delle offerte, della disponibilità e quant'altro. E anche per quanto riguarda le aziende di produzione elettromeccanica, elettronica eccetera, per esempio i cataloghi che erano un costo molto elevato in passato fatti su carta, oggi con il sistema del PDF consentono di essere aggiornati e messi online, il cliente lo scarica, se lo stampa, se lo ritiene in maniera molto più economica. Quindi direi che il rapporto, più che fissare una percentuale dall'una all'altra parte, vediamo un travaso continuo dalla carta verso il digitale che secondo me non arriverà mai al punto proprio di saturazione totale. La carta continuerà a esistere, questo quanto perlomeno io spero, perché sono anche affezionato per motivi diciamo di età, se vogliamo, no? I libri rispetto all'ebook, insomma alla fine sfogliare un pezzo di carta è sempre piacevole, però è chiaro che il futuro sarà sempre più digitale.
Quanto è importante oggi la formazione, dato il progresso tecnologico e lo sviluppo della comunicazione attraverso soprattutto la rete? È importantissima oggi più che mai perché la tecnologia ha un'evoluzione sempre più rapida. Questo mette chi come me non è più giovanissimo in difficoltà perché bisogna avere sempre la mente fresca e il naso e la testa nelle nuove tecnologie, a volte non è facilissimo, i ragazzini ormai oggi come oggi nascono con l'iPad in mano, per cui è facile perdere un attimino dei colpi. Al tempo stesso io vedo che i ragazzi più giovani, per esempio, mancano di una formazione soprattutto anche di tipo umanistico, che può riguardare il rapporto con il cliente, le idee da proporre, cioè non basta soltanto essere degli smanettoni da computer per dare alla fine un buon prodotto, bisogna cercare anche di capire quello che il cliente vuole, essere anche un po' psicologi, avere una formazione anche di tipo diverso, e questo spesso viene invece trascurato dalle nuove generazioni. ANAP, l'Associazione dei Pensionati della Confartigianato, è impegnata in collaborazione con le forze dell'ordine nella campagna di informazione sulla sicurezza degli anziani. Perciò abbiamo invitato la dottoressa Silvia Silvestris, dirigente squadra volanti, e Virna Triches, assistente capo della Questura di Belluno, per aiutarci a non cadere nei tranelli dei malintenzionati. Dottoressa Silvestris, truffe e raggiri sugli anziani quanto sono diffusi nella nostra provincia? Il Ministero dell'Interno ha rilevato che negli ultimi anni gli anziani vittime di reato sono in aumento. In effetti il problema delle truffe riguarda tutti, giovani e anziani, ma soprattutto le fasce più deboli. Per questo motivo la Polizia affronta il problema da anni attraverso una costante presenza sul territorio e attraverso delle campagne di sensibilizzazione e di comunicazione. Per questo motivo la Questura ha realizzato un vademecum nell'interno del quale sono contenute delle regole di condotta e dei piccoli suggerimenti da adottare al fine di evitare di finire nelle spire dei malintenzionati, in casa, per strada, sui mezzi di trasporto o nei luoghi pubblici e persino in rete. Gli anziani come possono difendersi dai malintenzionati? Gli anziani dovrebbero rispettare e cercare di cogliere quali sono le regole di condotta, piccole regole di condotta semplici da adottare per evitare appunto di finire di essere vittime di truffe, rapine e furti. Pertanto in casa per esempio è sempre bene ricordarsi prima di aprire la porta agli sconosciuti di capire quale sia il motivo della visita, oppure se vi si presenta gente in divisa accertarsi sempre per strada che vi sia parcheggiata l'auto di servizio, oppure capire un attimino quali sono i distintivi della divisa. Se non ne siete certi, cercate di contattare il numero di emergenza, il 112 o il 113. Qual è il suggerimento migliore che ritiene di lanciare da questo microfono? Il suggerimento che possiamo dare è di non avere mai timore di rivolgersi, come ha detto la dottoressa, al numero di emergenza della Questura, al numero della Polizia di Stato, al numero 113. Chi meglio delle persone anche anziane che conoscono bene il proprio territorio possono notare un'autovettura sospetta, persone che non sono del proprio quartiere. Ecco, in questo caso rivolgersi con fiducia chiamando il 113, il numero al quale risponde sempre un operatore 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, il quale manderà sicuramente una pattuglia per effettuare le opportune verifiche. Non bisogna temere che i propri dati vengano divulgati a terzi, perché ovviamente vengono trattati con la massima riservatezza. In caso di dubbio, quando si presenta alla porta una persona sconosciuta, prima di aprire è sempre opportuno chiamare il numero 113, perché essendo collegati con le sale operative di tutte le forze dell'ordine possiamo effettuare le verifiche del caso. In chiusura di Impresa Diretta il nostro numero telefonico per eventuali informazioni 0437 933 201. Impresa Diretta che torna settimana prossima su Telebelluno il venerdì alle 20.50 23.30, sabato alle 14 e domenica alle 19. L'appuntamento su Radio Belluno è ogni sabato alle 8.30, 12.45 e 19 e la domenica alle 11.30. Grazie naturalmente per averci seguito.